crollano anche le parole, dichiarazioni, smentite, tattiche e contromosse, fondazioni e nuove associazioni. Il pentolone di lealisti e maroniani è in ebollizione e per la Lega Nord si prospetta un autunno caldissimo. Umberto Bossi, dalla festa della Lega di Pontida, parla dell'autocandidatura del sindaco di Verona alla leadership del centrodestra. Prima di tutto lo fa ridere. Inoltre la dichiarazione del segretario della Liga al Senatur suona quasi come un'uscita naturale dalla Lega. Gli fa eco la lealista ed ex deputata veneta Paola Goisis. Tosi ormai non è più della Lega, per cui potrebbe benissimo andare a condurre qualunque altro partito. Ma il Senatur dal bergamasco rincarava: non penso riuscirebbe a combinare qualcosa, quello che ha combinato è perché era sul carro della Lega, tanto da preferirgli alla guida del centrodestra Marina Berlusconi. Credo che sia schizofrenico il fatto che il segretario nazionale, cioè regionale della Lega, intanto ha fatto un'altra fondazione e dice apertamente che vuole fare un altro partito, in più si candida a guidare tutto il centrodestra, è evidente che non è leghista. Prova a tenere un certo distacco il presidente della regione. I dibattiti dei partiti mi lasciano sempre più esterrefatto, ma soprattutto anche mi allontanano sempre di più, visto e considerato che poi molto spesso, nella quasi totalità dei casi, non sono produttivi. Ma il caso oramai è scoppiato, la spaccatura profonda. Ormai i principi della Lega sono stati traditi, è stato tradito il fondatore, è stato pugnalato alle spalle. E Flavio Tosi oggi ironizza su quanto detto dal presidente del Carroccio, definendo le sue parole un segno di stima. Quello che ha detto mi rafforza. Tutto è crollato.